Ovviamente avete concesso tanto, un secondo tempo in cui avete reagito, avevate rimediato giocando in superiorità numerica e poi quell'ingenuità sul gol del 2-2 inaccettabile a questi livelli. Da dove partiamo? Ma partiamo da che abbiamo commesso 4 errori in 2 partite, e sono tanti, quindi quando commetti 4 errori in un ottavo di finale di Champions è normale che poi possa succedere di andare fuori dalla qualificazione. Al momento in cui eravate in superiorità numerica, secondo te dove avete sbagliato in particolare per non riuscire a portare a casa questa partita? Ma no, non abbiamo sbagliato quando eravamo in superiorità numerica, perché l'unica soluzione che potevamo attuare era quella di cercare di allargarli il più possibile, far circolare bene la palla da una parte all'altra e poi di riempire bene l'area, perché loro ti davano solo questa opportunità avendo 5-6 difensori e anche di più su una linea difensiva, quindi avevamo provato ad allargarli con calma da una parte all'altra e i gol poi sono arrivati con queste azioni. Uscire agli ottavi di Champions contro una squadra sicuramente alla portata della Juventus, stare in questo momento a 10 punti dal primo posto in campionato, è vero che non si può fare un bilancio, ma le chiedo come se ne esce. Ma se ne esce cancellando adesso questa partita, ci vorrà qualche giorno, però poi ci dobbiamo mentalizzare sul campionato, dovremo affrontare ogni partita al massimo sapendo che siamo ancora a marzo, quindi ci sono ancora un po' di partite e dovremo farle al meglio per cercare di risalire la classifica. Anna. Condò. Ciao Andrea, perché la Juventus gioca quasi sempre male il primo tempo e poi nel secondo tante volte recupera, a volte quando l'avversario è forte non ci riesce? Ma questa sera eravamo partiti anche bene perché avevamo avuto l'occasione subito all'inizio con Morata per andare in vantaggio, non siamo andati, non abbiamo fatto gol e poi dopo un episodio in area di rigore ci è costato un errore e quindi il calcio di rigore. Da lì si è aperta un'altra partita, c'è stato un momento anche dove potevamo subirne un altro, poi ci siamo ricompattati, ci siamo messi meglio in campo, un po' più ordinati, abbiamo riniziato a giocare e poi al secondo tempo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, aiutati poi anche dalla superiorità numerica nel secondo tempo e quindi poi la partita è stata fatta così. Scusami, tu non vedi questa persistenza di un problema primo tempo? È verissimo che oggi Morata aveva la palla per aprire nel migliore dei modi la partita, però in generale penso anche alle ultime partite di campionato, penso anche alla gara con la Lazio. Il primo tempo è un problema di questa Juve? Ma non mi sembra, capita qualche volta magari di non approcciarla al meglio, ma questa sera eravamo partiti meglio di loro, sapendo che sarebbero venuti a fare questo tipo di partita, poi se la riesce a sbloccare dopo 2 o 3 minuti la partita può anche cambiare, poi invece se capitano gli episodi che vai sotto in una partita da recuperare poi diventa completamente diversa. Capello? Volevo chiederti una cosa, quando prepari i giocatori che devono stare in barriera, parli con loro e dici se c'è qualcuno ha paura mi dica e non lo metto in barriera, perché sei stato eliminato perché hai messo 2 giocatori che sul tiro hanno girato le spalle alla palla e la palla è entrata e non è colpa del portiere. Secondo me questa è una cosa gravissima, è imperdonabile uscire perché della gente che va in barriera ha paura, perché uno che non affronta a faccia aperta il tiro senza paura di farsi male è uno che non deve mai andare in barriera. Vorrei sapere se li hai scelti tu, quelli che devono andare in barriera, o se si scelgono loro, ecco, perché nella mia carriera chiedevo sempre chi va in barriera me lo deve dire che ha paura, io non li metto, va in barriera essere sicuro che la barriera avrebbe respinto il tiro. Ma li scegliamo noi, chi va in barriera, non era mai successo di girarsi, forse non erano collegati dalla pericolosità del tiro e hanno pensato che magari fosse una distanza dove magari potevano anche non reagire al calcio di punizione. È stato fatto un errore, purtroppo quando fai questi errori in ottavo di Champions League poi lo paghi e non raggiungi i quarti di finale, però solitamente non succede. Secondo me non hanno capito l'importanza del tiro, non hanno sentito la paura di poter subire del gol e quindi si sono girati. Del Piero.
Ciao Andrea, Ciao. tu hai assaporato la prima vittoria della tua carriera, no? Vincendo la Supercoppa, e adesso la prima grande delusione, diciamo così, no? Sono le prime volte per te. Possiamo dire che queste due partite rappresentano comunque quella che è la Juventus di quest'anno? Cioè, che ha grandi potenzialità, perché Chiesa, Kulusevski, anche Ronaldo stesso, ci sono dei giocatori straordinari che hanno toccato dei livelli straordinari, ma anche ancora un po' fragile, perché molte volte c'è stato bisogno di uno schiaffo iniziale, che ne so, un gol per reagire, per rimetterti in carreggiata, o delle volte anche delle sconfitte che hanno fatto male. Sì, no, sicuramente è molto meglio vincere la Supercoppa che uscire questa sera. Ci sono partite e partite, momenti e momenti, purtroppo nella vita dell'allenatore capita anche questo. Per me è la prima volta, è veramente brutto, però sappiamo che dobbiamo tirarci sulle maniche, continuare a lavorare, perché siamo a marzo e abbiamo ancora tutto il campionato davanti, a disposizione, sapendo che abbiamo giocatori bravi, giovani, che stanno crescendo di partita in partita, perché non è facile giocare con la maglia della Juventus in queste partite così importanti e decisive, però i giovani che sono arrivati quest'anno l'hanno fatto nel migliore dei modi, hanno fatto con grande abnegazione, con grande voglia, ci tenevano a far passare la Juventus e io credo che non bisogna dirgli niente a loro, perché hanno fatto il massimo. Poi capita anche che ci siano delle serate no per qualcuno, però nella storia del calcio c'è sempre stato. E a lei rispetto al futuro, perché la domanda gliel'hanno fatta anche ieri in conferenza stampa, no? Cambia qualcosa nella sua risposta? Perché sai che in qualche modo Sarri dopo la prima stagione ha pagato, no, l'eliminazione agli ottavi di Champions League. Lei avrà la possibilità di riprovarci l'anno prossimo a giocarsi l'Europa? Ma non so se a Sarri sia stato dovuto all'eliminazione in Champions League. Io sono l'allenatore della Juventus in questo momento e lavorerò per un progetto iniziale che è stato fatto per una visione più ampia, più a 360 gradi e per più anni, quindi quest'anno è stato solo l'inizio di un nuovo progetto e quindi continuo sereno per il mio lavoro. Alessandro Costacurta? No, perché paradossalmente, Andrea, io credo che tu possa, con l'eliminazione, eventualmente possa riuscire ad allenare questa squadra e far vedere se eventualmente quel progetto di cui tu parli può essere effettivamente svolto. Ci sono 2 mesi. Ti senti un pochino in prova in questi 2 mesi? Ti senti sotto pressione per questi ulteriori 2 mesi e mezzo? Oppure, insomma, io so che la pressione a te non è che ti arriva tanto, perché ti conosco da tanti anni, però credo che sia un esame che tu devi superare. Sì, no, non sono contento di dover lavorare adesso con settimane piene, perché preferivo andare avanti in Champions League, però su questo lato avremo modo di poter migliorare, di poter lavorare tutti i giorni su tante cose che non abbiamo fatto durante questo inizio di stagione, per le tante partite, per il poco tempo che abbiamo avuto, e quindi anche per me sarà una grande prova per poter dare una mano diversa. Grazie. Grazie. Sì, buonasera mister. Dispiace sicuramente questa eliminazione, ma ci si chiede, è il secondo anno che la Juventus esce da questa competizione contro una squadra assolutamente non di blasone. Questa sera tra l'altro la Juve è entrata in campo con l'approccio giusto, ha giocato una bella partita. Ecco, cos'è quell'elemento che è mancato secondo lei? Grazie. Ma io parlo per quest'anno, non parlo degli anni passati. È mancato che abbiamo commesso purtroppo 4 errori in 2 partite che ci sono costati la qualificazione. Quando commetti degli errori in una competizione come la Champions League, poi è normale che tu possa uscire. Antonio Paolino. Ciao mister, ti chiedo cosa non è funzionato questa sera e se hai avuto modo, nel concreto, e se hai avuto modo di parlare a caldo con il presidente. Grazie. Sì, no, col presidente ho parlato finita la partita, abbiamo parlato di futuro, di quello che dobbiamo continuare a fare, della partita.
abbiamo cercato di fare del nostro meglio, avevamo iniziato anche abbastanza bene, creando un'occasione con Morata che poteva girare la partita in un altro modo, poi dopo il gol di loro abbiamo avuto magari 10 minuti un po' di disagio, non eravamo più tanto compatti, avevamo subito un po' l'impatto della situazione pensando che fosse dura poi ribaltare il risultato. Poi invece nel secondo tempo siamo entrati con un'altra testa, con un altro piglio e l'avevamo rimessa in piedi, poi gli episodi potevano girare un po' più a favore mentre abbiamo commesso un errore che ci è costato la qualificazione. Calciomercato.it, Giorgio Musso. Salve mister, volevo chiederle se ha paura che l'eliminazione di questa sera possa essere un contraccolpo per il campionato e anche per la finale di Coppa Italia e un suo bilancio finora sulla stagione della Juve. Grazie. Ma contraccolpo sulla finale di Coppa Italia non credo proprio, perché si svolgerà alla fine di maggio, quindi ci sarà tempo per assorbirla. Dovremmo iniziare a pensare solamente al campionato, iniziare a poter lavorare ogni settimana con l'obiettivo di vincere tutte le partite che avremo a disposizione, e quindi questo sarà il nostro prossimo obiettivo. Videogruppo, Nicola Gallo. Buonasera mister, questa volta l'approccio è stato migliore, c'è stata quell'opportunità di Morata, però ancora una volta vi siete trovati ad inseguire. Vi chiedo se c'è un problema da questo punto di vista su cui lavorare o se è solo una casualità, e poi le chiedo se la squadra si porta un pochettino dietro, non dico la maledizione della Champions, ma una pressione superiore per un obiettivo che da tanto tempo è inseguito ma sfugge. Ma no, la pressione è normale averla quando giochi nella Juventus e quando devi passare un turno di qualificazione a scontro diretto. Avevamo la pressione, ma come ce l'avevano anche il Porto, avevamo preparato bene questo tipo di partita, poi si è un po' incanalata in un altro modo, ma siamo stati molto bravi a reagire, a cercare di portarla a casa fino alla fine. Gli episodi non sono stati dalla nostra, però abbiamo cercato in tutti i modi di portarla a casa, perché credevamo in quello che potevamo fare, la squadra era compatta, era entrata con il piglio giusto perché voleva a tutti i costi passare il turno, purtroppo poi capita anche di uscire. Repubblica, Emanuele Gamba. Ciao Andrea, hai detto prima che hai parlato con il presidente, avete già anche accennato qualcosa sul futuro. Voglio chiederti se ci puoi dire se avete parlato di qualcosa di specifico, insomma, se ha dovuto rassicurarti o se non ce n'era bisogno. No, non mi ha assicurato di niente, perché ero già tranquillo. Mi ha detto che il progetto è appena iniziato, è iniziato quest'estate, quindi da qui si va avanti. I giocatori che sono arrivati quest'anno stanno dimostrando di essere da Juventus, che possono giocare queste partite con questa pressione, con questa importanza, e da qui ripartiamo. Timoteo Ormezzano. Sì, buonasera mister, volevo sapere se, visto che ieri ha detto che queste sono le serate in cui Cristiano Ronaldo si esalta, e lo dicono anche i suoi numeri in Champions League, se è lecito essere un po' delusi per la sua prestazione di questa sera. Ma no, quando gioca Cristiano Ronaldo solitamente parti dall'1-0, ma capita anche a un giocatore formidabile come lui di non riuscire a far gol. Ci aveva pensato Federico, che ha fatto una grandissima prestazione ed era riuscito anche a fare una doppietta. Capita anche ai campioni di non riuscire a mettere il sigillo, però ha dato il suo contributo, ha cercato di fare quello che doveva fare. Peccato che non ci abbia portato al raggiungimento della qualificazione. Corriere della Sera, Paolo Tomaselli. Andrea, buonasera. Volevo chiederti, quando tu eri un giocatore del Milan si parlava spesso, anzi per non dire sempre, del DNA europeo del Milan, e la Juve ha questo DNA, e se non ce l'ha come si fa a costruire questo tipo di mentalità in Champions? Ma anche la Juventus ce l'ha questo DNA, perché è arrivata tante volte in finale, magari non è riuscita a vincerle, però le competizioni è sempre riuscito a portarle al termine, centrando tante finali. Poi tra vincere e perdere questo tipo di partite ci vuole veramente, veramente poco.
al Milan era così, siamo riusciti a vincere ma anche a perdere Champions, è quello che è capitato anche alla Juventus. Bisognerà continuare perché l'obiettivo della società, l'obiettivo nostro è quello di riuscire un giorno a portare a casa questa benedetta Coppa. Gazzetta dello Sport, Valerio Clari. Ciao, buonasera. Volevo chiederti se per alcuni della vecchia guardia invece questo potrebbe essere stata l'ultimo assalto e se qualcuno di loro come ha preso insomma questa eliminazione. Ma no, c'è grande delusione come all'interno di tutta la squadra, non parlo solo dei veterani ma anche dei più giovani. L'obiettivo di tutti era quello di centrare la qualificazione, quindi non parlerei per loro come la fine di un ciclo che è appena iniziato e quindi chi ne farà parte sarà orgoglioso di essere ancora all'interno di questo gruppo. Bene, non ci sono altre domande. Grazie a tutti, Grazie. buonanotte.